Questo è il Veneto, questo è il grande cuore del Veneto. Grazie, grazie a tutti. Siete... No, nessuno, non da solo. Siamo tutti, cioè non dobbiamo fare l'errore di confondere una nazione con una persona. Siamo tutti un cuore solo, siamo tutti un solo popolo, siamo tutti una sola nazione. Abbiamo sconfitto il silenzio, abbiamo sconfitto il male. Questa è la voglia di vivere un Veneto che abbia dignità. Non è una battaglia di libertà, è una battaglia di dignità quella che stiamo facendo tutti assieme. Guarda che bei! Ma ve ci hai visti? È uno spettacolo. Allora, la serata è una serata lunga, c'è ancora dell'attesa, per cui vivemo intensamente questi momenti, vivemoli lasciando andare il nostro cuore, lasciando andare libera la nostra forza, la nostra volontà che abbiamo dimostrato. I veneti sono un popolo pacifico, laborioso, sono un popolo straordinario che si sta presentando al mondo. Il vento dell'indipendenza, il vento della libertà sta soffiando nel mondo e oggi ispira fortissimo in Europa. Noi stiamo facendo la storia. Qui il grande popolo veneto, i grandi cittadini del Veneto, noi gli eredi della Serenissima Veneta Repubblica. Noi siamo gli eredi e i continuatori di una storia millenaria, una storia di grande prosperità, una storia di benessere, una storia che continua nel presente. Questo è il nostro biglietto da visita al mondo. Questi siamo noi, persone per bene, persone che lavorano, persone leali, persone con un cuore straordinario. Questo è il vento che spira forte oggi qui in Veneto. Le nostre bandiere, i nostri gonfaloni rappresentano una civiltà. Allora, quando noi abbiamo la consapevolezza di essere civiltà millenaria, che da sempre, e il mondo lo sa e lo ha dimostrato in questi giorni, da sempre è stato un faro di civiltà per l'intera umanità. Noi siamo modesti. Noi siamo sempre stati modesti, siamo sempre stati, si usa un termine, understatement, ma quando arriva il momento dell'assunzione della responsabilità, noi non siamo mai venuti meno. Bravo! Mai! Questo avviene sempre nel quotidiano, in ogni nostra espressione. Ne abbiamo dato una dimostrazione straordinaria, fantastica,
stanno tutti guardando a noi perché siamo un esempio per tutti i popoli del mondo. Qualcuno pensava che una civiltà si potesse cancellare, no? La cultura non si cancella. La nostra grande cultura veneta, che si è manifestata in 1000 ambiti. Qui a Treviso è una delle tante città del Veneto. Qua da noi altri. Qua da noi altri. Siamo di fare la storia, se stiamo alzando in piedi, se stiamo di alzarsi in piedi, lo abbiamo dimostrato, dei giorni, settimane incredibili, quelli che abbiamo dipinto, una forza straordinaria d'animo. Guardate la nostra bandiera, ma che avete vista? Questa è la bandiera più bella del mondo! Questo è un simbolo millenario. Partera, Parmar, San Marco, Partera, Parmar, Partera, Parmar. Allora, questa sarà una serata lunga, dobbiamo avere la consapevolezza che siamo in tanti. Mi domando scusa se c'è sta una sovraesposizione della mia immagine. Spero che tutti lo capisca, perché siamo tutti veneti qua, ognuno con le sue caratteristiche positive e uno con i suoi difetti. Noi altri sapete, è quasi fondamentale, deve essere una lezione che dobbiamo aver presente. Non esiste esaltazione dell'individuo nella cultura veneta, nella Veneta Repubblica. E allora mi domando scusa se per vincere una guerra di comunicazione che ne è stata fatta da altri, che abbiamo dovuto anche adoperare questi mezzi della comunicazione moderna. Mi auguro che tutti lo capiscano, perché qua siamo tutti sopra il palco, se voi altri è il palco. Qua siamo tutti, nessuno escluso, vostri umili servitori. Siamo servitori della storia. E allora entreremo dopo nelle fasi più politiche, perché guardate, questo è il primo scain che abbiamo fatto, che stiamo costruendo per il ripristino della legalità veneta. Una volta il potere veniva dall'alto, dalle divinità, dalle alchimie, da simboli che veniva come catapultai sul popolo. Nell'epoca moderna, in cui noi altri vivemo, in cui noi altri volemo assolutamente essere protagonisti come veneti, la legittimità, la sovranità e il potere viene dal basso, viene da una manifestazione di sovranità, di volontà di popolo. Questo noi altri stiamo dimostrando al mondo in questi giorni straordinari. Questo dobbiamo fare.
Allora, vedremo dopo, entreremo dopo nei dettagli perché ci sono delle cose da dire, ci sono tante robe da dire, ci sono tante attività da fare, ci sono anche però da fare, penso un resoconto, lo stiamo aspettando tutti, lo sto aspettandomi per primo, un resoconto che ne permetta di capire quale che è oggi il nostro ruolo nella storia, quale che è oggi il risultato in risposta a una lapide vergognosa che da qua mi non vedo, ma che se là su un canton e che ha riportato una presunta volontà dei 148 anni fa. Siamo tutti di aspettare per capire quale che è la volontà dei veneti ancora. Lo sapremo presto, viviamo questi momenti con gioia, con intensità e adesso perdonemi se non voglio andare oltre nella spiegazione e lasciare a dopo questi passaggi importanti.